Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Offensiva antimafia, 51 arresti nell'Agrigentino, smantellata la struttura di Cosa Nostra che gestiva il traffico di droga, 15 misure cautelari anche nel Messinese. A Vittoria, nel Ragusano, dove c'era il ghetto degli invisibili, ora dilaga il crack. A dicembre è morto un giovane per la micidiale droga, inchiesta del TG Sicilia. Bufera su Agrigento, capitale della cultura. Schifani minaccia il commissariamento e il ministro Giuli diserta la presentazione a Roma. Il caos sanità diventa caso politico, le opposizioni chiedono che a saltare sia l'assessore alla sanità Volo, perché è la critica in silenzio in questi giorni d'emergenza. A Messina 80 interventi rinviati da novembre all'ospedale Papardo. È iniziata solo oggi la sanificazione delle sale operatorie di cardiochirurgia. Da Palermo l'appello di una donna ammalata di cancro, senza casa, non può ricevere le cure per lei indispensabili. Maltempo in regione, in provincia di Siracusa, danni e disagi, anche per le raffiche di vento. 5 sindaci hanno deciso di chiudere le scuole. Missione in Antartide di un gruppo di ricercatori dell'Istituto di Geovulcanologia di Catania, alla scoperta di 2 vulcani sepolti nel ghiaccio. Calcio, da domani comincia il ritiro calabrese del Catania, che fino ad ora sul mercato non ha chiuso colpi in entrata. Si stringe per un portiere e 2 difensori. Bentrovati, maxi operazione antimafia, 51 misure cautelari tra Agrigento e Gela, smantellata l'organizzazione e le attività dei clan che gestivano il traffico di droga. Davide Sardo. Un duro colpo alla criminalità organizzata è stato inferto dai carabinieri del comando provinciale di Agrigento, che questa mattina hanno eseguito 51 misure cautelari emesse dalla procura antimafia e condivise dal tribunale di Palermo. L'operazione ha interessato i territori di Agrigento, Favara, Canicattì, Porto Empedocle e Gela. Gli arrestati, molti dei quali già detenuti, sono accusati di reati come associazione mafiosa e traffico di droga. Tra i 51 fermati, 24 erano già stati arrestati lo scorso dicembre. Per 36 indagati è stato disposto il carcere, mentre per altri 15 sono stati stabiliti gli arresti domiciliari. Le indagini, avviate a dicembre 2021, hanno ricostruito l'organizzazione e le attività delle famiglie mafiose di Porto Empedocle, guidata da Fabrizio Messina, 49 anni, e di Agrigento Villa Seta, cappeggiata da Pietro Capraro, 39 anni, entrambi pregiudicati. Nonostante le operazioni degli ultimi anni, le famiglie mafiose agrigentine rimangono attive con ingenti risorse economiche e un arsenale di armi, riuscendo a mantenere il controllo anche con boss detenuti. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati 120 kg di hashish, 6 kg di cocaina, armi da guerra, tra cui una pistola mitragliatrice e una bomba a mano, oltre a 200.000 euro in contanti. Sono emersi episodi di estorsioni, incendi e intimidazioni, confermando la piena operatività di Cosa Nostra nella zona. E non è tutto. A Barcellona, a Pozzo di Goto, nel Messinese, un'impresa sequestrata continuava a essere gestita dal clan mafioso dei barcellonesi. 15 arresti. Scoperta anche la complicità dell'amministratore giudiziario. Francesco Triolo. Un'impresa che operava nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali e di demolizione di veicoli, prima sequestrata e poi confiscata, ma che continuava ad essere gestita dal gruppo criminale vicino alla mafia barcellonese, grazie alla compiacenza di un commercialista nominato amministratore giudiziario nel giugno del 2011 e che però dalle indagini è emerso come fosse asservito al potere mafioso dei clan. In 15 destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di un'operazione condotta questa mattina da circa 150 agenti di polizia provenienti da tutte le province siciliane dovranno rispondere di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, peculato, trasferimento fraudolento di valori, violazione della pubblica custodia di cose e sottrazione di cose sottoposte a sequestro. I dettagli sono stati illustrati questa mattina in conferenza stampa col procuratore capo Antonio D'Amato, che ha sottolineato
proprio qual era la percezione nella comunità del gruppo che continuava a gestire i beni, seppur sequestrati. Detto che la cosa più preoccupante è stato il messaggio che è stato lanciato al territorio. La continua presenza dell'esponente apicale di questa organizzazione mafiosa all'interno dei locali dell'azienda fino a quando non è stato riarrestato per espiazione di pena e dei propri familiari è stata, come dire, dal punto di vista simbolico l'espressione più eloquente di come la mafia abbia continuato a gestire questa impresa e questo ha generato, a nostro avviso, la percezione agli occhi della comunità della inutilità del provvedimento giudiziario. Diversi gli episodi venuti alla luce che testimoniano come la gestione dell'azienda fosse sempre ad appanaggio dell'organizzazione, dalla gestione dei dipendenti alla situazione di monopolio in cui operava grazie ad una concorrenza illecita con vendite in nero, sino alle minacce ad altri imprenditori. E adesso la nostra inchiesta è in un luogo dimenticato, nascosto ai margini di Vittoria, nel Ragusano, dove 2 anni dopo lo sgombero dell'Hotel degli Invisibili dilaga il consumo del crack, la droga che meno di un mese fa ha ucciso un giovane. Jerry Italia. A Vittoria, tra i binari morti della stazione ferroviaria e le ombre di casolari abbandonati, si nasconde un mondo fatto di invisibili, un mondo che avevamo già raccontato 2 anni fa quando l'hotel degli invisibili, che accoglieva decine di migranti tra i rifiuti, fu sgomberato e bonificato. Ma la storia non si è fermata lì. La maggior parte di quegli uomini e donne migranti in cerca di un futuro si è spostata poco più in là, nei casolari abbandonati vicino alla stazione, luoghi che il tempo e l'indifferenza hanno trasformato in ghetti di degrado, luoghi che oggi sono diventati vere e proprie case del fumo. Qui, tra pareti annerite e materassi sporchi, i volontari dell'OIPA hanno scoperto il marchio del crack: cucchiai bruciati, stagnola accartocciata, siringhe usate. Ogni oggetto racconta la storia di una vita anestetizzata dalla disperazione, un dolore venduto a basso costo. Ed è qui che lo scorso dicembre è stato trovato il corpo senza vita di un giovane modicano, overdose probabilmente, una delle tante tragedie che consumano queste baracche senza far rumore. Riccardo Zingaro, presidente dell'OIPA locale, racconta di un impegno senza sosta e lancia un appello alle istituzioni. Girando nelle campagne del Ragusano, dove questo fenomeno, diciamo, di abbandono sociale, ho dato disposizione ai volontari dell'OIPA della sezione di Ragusa di spendere meno in cibo per animali e nello stesso tempo portare nella macchina delle confezioni di acqua, dello scatolame, legumi, proprio perché ci troviamo a dover aiutare anche questi invisibili, gente che è stata abbandonata dalla società, gente che vive ai margini della società e che spesso poi sfocia viene risucchiata dalla malavita locale per lo spaccio e per altre situazioni che potrebbero essere ben più gravi. Intanto, nel silenzio generale, questo ghetto continua a crescere. Tra il buio dei casolari e il silenzio della città si consuma un dramma che non vuole più restare invisibile. A Palermo arrestato un 24enne per stalking e maltrattamenti in famiglia. Dopo la denuncia della vittima e il divieto di avvicinamento, l'ex compagno ha continuato a perseguitare la donna, anche minacciandola di morte. L'indagato è stato arrestato in flagranza di reato mentre offendeva e minacciava l'ex compagna. A Palermo il Tribunale del Riesame conferma le misure cautelari per i 2 fidanzati che hanno costretto il padre della ragazza al suicidio. Simona Mazzone. Le loro lacrime parvenza di un architettato pentimento non hanno convinto i giudici. Nessuna apertura per i diabolici fidanzati di Palermo, 15 anni lei, 17 lui, accusati di avere portato al suicidio nel marzo scorso il padre 48enne della ragazza. Non volevo finisse così, ha cercato di spiegare la giovane, e nemmeno le scuse del fidanzato rivolte agli altri figli dell'uomo sono servite. Il Tribunale del Riesame di Palermo ha così confermato le misure cautelari per entrambi. Il ragazzo resta rinchiuso all'istituto minorile Malaspina di Palermo e la sua fidanzata in comunità a Catania. I giudici hanno ripercorso i mesi di minacce, botte che hanno portato l'uomo a finire anche in ospedale e le continue richieste di denaro. Un clima pesante e violento in cui si è trovato il 48enne che si è impiccato in casa sua nel popolare quartiere del villaggio Santa Rosalia. Eppure dopo tanta crudeltà i 2 pare che abbiano voluto minimizzare quei gesti, i ricatti, la violenza, le minacce.
Qualche giorno prima del suicidio la figlia aveva scritto su WhatsApp al padre, disoccupato, diabetico e senza denaro per le medicine, che se non le avesse dato la cifra richiesta lo avrebbe denunciato per violenza sessuale. Anche le 2 lettere lasciate dall'uomo prima del gesto estremo confermano la crudeltà della coppia, avvalorata ancora di più dalle radici criminali della famiglia del ragazzo, legata ad affari di mafia e droga. A Milazzo, fuggi generale nella tarda serata di ieri da un ristorante in centro, lo vedete, per un improvviso incendio divampato da una stufa sulla veranda esterna del locale. Fortunatamente nessuna persona è stata coinvolta, ma come vedete i danni alla struttura appaiono ingenti. A Sciacca, per il furto dei cavi elettrici dell'impianto di sollevamento idrico che rifornisce i serbatoi di Favara Burgio, è stata interrotta la turnazione idrica e, tanto per cambiare, è stata ridotta la fornitura d'acqua nell'intera provincia di Agrigento. A pochi giorni dall'inaugurazione di Agrigento, capitale italiana della cultura, il presidente Schifani minaccia il commissariamento e il ministro Giuli diserta la presentazione di oggi a Roma. Giusy Lazzara. Da capitale italiana della cultura, capitale delle polemiche, Agrigento vive i limiti di un'organizzazione già costata quasi 5 milioni di euro. Limiti che non sono passati inosservati. Sia il presidente della regione Schifani sia il ministro della cultura Giuli hanno deciso di disertare la conferenza stampa di oggi pomeriggio a Palazzo Grazioli per la presentazione degli eventi. Il malumore attraversa da giorni la regione e anche l'ipotesi del commissariamento col passare del tempo potrebbe concretizzarsi al più presto. La tensione è salita ancora di più tra il governatore Schifani e il sindaco Miccichè dopo la pioggia caduta all'interno del Teatro Pirandello durante un concerto di 4 giorni fa. Al lavoro adesso gli operai per riparare il tetto e mettere in sicurezza il teatro che ospiterà sabato il presidente della Repubblica Mattarella. E si corre ai ripari con il sindaco Miccichè che parla di strumentalizzazioni e clamore immotivato. Al di là delle schermaglie istituzionali, in città i residenti denunciano i disservizi di sempre. Oggi hanno messo in bella mostra in via Atenea questo cartello che dà il benvenuto ad Agrigento, si legge, con il centro storico più sporco d'Italia. In tanti poi lamentano ancora la penuria d'acqua, atavico disastro che continua da decenni. Altri guai, il caos sanità in Sicilia che diventa caos politico. Le opposizioni chiedono che a saltare sia l'assessore alla sanità Volo, perché dicono è rimasta in silenzio durante tutta l'emergenza. Maglio Viola. Pochi medici, pochi infermieri, strutture insufficienti e dietro l'angolo c'è anche la verifica dello stato di avanzamento della spesa del PNRR nell'asse sanità. Il sistema ospedaliero in Sicilia è in piena crisi e non si intravede all'orizzonte una rapida soluzione ai disservizi nelle aree di emergenza, ma anche ai ritardi nella programmazione degli interventi. È l'analisi impietosa della sanità siciliana in evidente difficoltà. Dopo il doppio vertice di ieri fra il presidente Schifani e il manager dell'azienda Villa Sofia Cervello di Palermo, che si trova nell'occhio del ciclone, c'è chi è pronto a scommettere che siano imminenti le dimissioni anche di Roberto Colletti, come accaduto già con il direttore sanitario Rizzo. Colletti già mesi fa aveva chiesto di non essere rinominato, ma alla fine aveva ceduto alle pressioni, soprattutto di Totò Cuffaro, accettando di guidare l'azienda. Questo caos potrebbe convincerlo a farsi da parte, anche se non è arrivata una precisa richiesta dal presidente della regione, né c'è il nome di un eventuale sostituto. Ma lo scontro adesso si sposta soprattutto sul piano politico. Le opposizioni chiedono la testa non dei manager, ma dell'assessore Giovanna Volo, rimasta in silenzio per tutta la crisi. La Volo era data in uscita dalla giunta già da qualche mese. Negli ultimi mesi sembra scomparsa dalla scena, commissariata di fatto dall'alto e dal basso. Da una parte il presidente Schifani, che si è intestato le convocazioni dei vertici ospedalieri, tenendo personalmente anche la riunione sui fondi per l'edilizia ospedaliera. Dall'altra parte il dirigente generale della pianificazione strategica, Salvatore Iacolino, la cui riservata, dopo l'ispezione di Capodanno, è stata inviata direttamente al presidente. La prossima testa a cadere dunque potrebbe essere quella dell'assessore piuttosto che di un altro manager. Ma il PD questa mattina chiede a Schifani di rimuovere anche il dirigente generale Salvatore Iacolino. La politica litiga, ma intanto i servizi sanitari languono. Torniamo all'ospedale Papardo di Messina dopo il sequestro per le morti sospette. Ebbene, da novembre sono 80 gli interventi chirurgici che sono saltati.
Soltanto oggi è iniziata la sanificazione e subito dopo riapriranno le sale operatorie del reparto cardiochirurgia, per le quali erano scattati i sigilli. Sentiamo Francesco Triolo. È iniziata stamattina la sanificazione delle sale operatorie del reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Papardo di Messina, poste sotto sequestro lo scorso 23 novembre nell'ambito dell'inchiesta sulle morti sospette. Tutto dovrebbe concludersi entro domani e la procura ha già pronto il decreto di dissequestro per rendere di nuovo utilizzabili, forse anche da giovedì, le 2 sale operatorie. Intanto è scattata la conta dei disagi, visto che da quando sono state sequestrate la stima dei mancati interventi operatori sfiora gli 80, un numero che viene fuori attraverso il confronto tra le operazioni effettuate nel 2023 e quelle nel 2024 e riguarda sia gli interventi a varia complessità che sono saltati nei mesi di novembre e dicembre del 2024, una quarantina, che quelli altrettanti inseriti nelle liste d'attesa che non sono stati programmati, con evidenti disagi e problemi per diversi pazienti che hanno dovuto riorganizzare gli interventi o nei casi più gravi sono stati trasferiti anche in aerei soccorso in altre strutture attrezzate. La perdita stimata per la mancata operatività delle 2 sale operatorie avrebbe inoltre comportato un mancato introito per le casse dell'ospedale Papardo di circa 1.840.000 euro di rimborsi DRG. Sono 11 gli indagati nel fascicolo d'inchiesta aperto con le ipotesi di omicidio colposo e responsabilità colposa in ambito sanitario. Resta valido l'invito per voi ascoltatori: lunghe attese per prenotare una visita medica, carenze di medici, ritardi nei ricoveri, ma anche novità positive nei reparti. Ditelo al vostro TG, scrivete un WhatsApp al 342 74 55 005 del TG Sicilia, presto i nostri servizi. E intanto a Palermo una donna che lotta contro il cancro e deve fare chemioterapia si ritrova senza casa perché è sfrattata e senza residenza non può ricevere il farmaco per proseguire le sue terapie e quindi lancia un appello, si chiama Rosalia, dice: sono disperata, aiutatemi. Marco Gullai con lei. Ho 7 tumori, da qualche giorno non ho più residenza, non so come fare terapia, far arrivare pure il farmaco a casa perché lo consegnano loro, sono a disagio. È un appello disperato quello di questa signora palermitana, malata di cancro, lotta per battere la malattia, ma da qualche giorno si ritrova senza casa, sfrattata perché non può più pagare l'affitto. E allora la decisione di tornare a vivere dall'anziana mamma in questo monolocale. Chiede aiuto la signora Rosalia, una vicenda che fa emergere un allarme sociale, quello dell'emergenza casa. Molte famiglie in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio popolare vivono in condizioni di grande difficoltà, in attesa di una sistemazione. A casa di mia madre dormo nel divano, non ho doccia dove fare, dormo male, magari io non voglio un lusso, voglio una stanza per stare, diciamo, tranquilla, serena, faccio la mia terapia. E poi il farmaco deve arrivare nell'indirizzo, no, è come sconosciuto. La donna che fa chemioterapia ha bisogno di una residenza per ricevere il farmaco che arriva a domicilio. Il problema diventa continuare a seguire una chemioterapia che viene somministrata in pillole, ma il personale sanitario lo deve consegnare a un indirizzo fisico che la signora non ha più. Per mia madre un diritto di avere un monolocale, una stanza in cui mamma può andare a dormire e farsi le cure oncologiche, perché mamma rischia di non avere più neanche la chemioterapia. Rosalia trattiene le lacrime, una vicenda quasi paradossale che si intreccia con la burocrazia. Avere un cancro e combattere senza casa è brutto, meglio morire. Speriamo proprio di no e ci auguriamo che questo appello di questa vicenda drammatica venga accolta anche dalle strutture pubbliche a Palermo. L'ondata di maltempo che è arrivata in Sicilia da qualche giorno non si arresta. Nel Siracusano in particolare il forte vento ha provocato parecchi danni e il tempo instabile durerà sull'isola per tutta la settimana. Simona Mazzone. Non si arresta l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Sicilia da domenica scorsa e che proseguirà per tutta la settimana e i primi giorni della prossima. Il tempo instabile ha colpito tutte le province dell'isola in modo non uniforme, con pioggia più o meno intensa e forti raffiche di vento. A Catania rovesci senza tregua, così come nel resto dell'isola, tranne in alcune zone come Palermo, Trapani e Ragusa, dove piove a intermittenza. Mentre in provincia di Siracusa il maltempo sta causando diversi
grossi danni e disagi ai cittadini. Su 21 sindaci in 5 hanno deciso di chiudere le scuole: Avola, Floridia, Francofonte, Portopalo di Capopassero e Pachino. Nel capoluogo aretuseo si registrano allagamenti e per il forte vento sono caduti alberi, le luminarie al ponte Umbertino, alcuni pali dell'illuminazione pubblica in viale Pipoli. Disposta dalla dirigente scolastica l'evacuazione dell'istituto comprensivo Martoglio per la caduta di alcuni pannelli fotovoltaici dal tetto. Chiusi anche cimiteri e parchi comunali. Col maltempo di conseguenza anche i mari risultano agitati con onde fino a 5 metri lungo la fascia adriatica ionica intorno alle isole maggiori. Le temperature si manterranno tipicamente invernali grazie a correnti gelide provenienti dalla Russia, ma sulla Sicilia tra giovedì e venerdì sono attesi nubifragi. Persiste dunque l'alto rischio di allagamenti, specie in quelle zone del territorio più fragili. In Antartide di un gruppo di ricercatori dell'Istituto di Geovulcanologia di Catania alla scoperta di 2 vulcani sepolti nel ghiaccio. Lorena Dolci. Distese di ghiaccio infinite, il PAC, il mare ghiacciato, pinguine e foche come unici abitanti. Benvenuti in Antartide. Qui, sepolti sotto il ghiaccio, ci sono 2 vulcani, i monti Melbourne e Rittman. Per studiarli un gruppo di ricercatori dell'INGV di Catania ha trascorso 1 mese e mezzo alla base Zucchelli, raggiunta il 7 novembre dopo un lungo viaggio da Catania alla Nuova Zelanda e poi con un volo militare. La prima sensazione è quella di avere un privilegio, di essere lì in un ambiente così estremo e così chiuso. Non si può andare in Antartide, c'è un trattato per cui in Antartide si va solo per fare ricerca scientifica. E inoltre è la stessa sensazione di quando si sale in quota sull'Etna e intorno non c'è nulla, non ci sono persone, c'è la sensazione di immersione in una natura incontaminata. Con Bonforte anche il geochimico Gaetano Giudice e il tecnico Graziano La Rocca, che hanno affrontato le condizioni estreme dell'estate in questo continente. Si parla di temperature sul vulcano intorno ai -30, -25, -30 e venti anche molto forti che in Antartide spesso raggiungono anche i 200 km/h. Ci si dimentica di quanto possa essere pericoloso, te lo ricordi quando hai un pezzo di pelle scoperto e quando torni in base ti accorgi che ti sei bruciato. L'obiettivo è realizzare un osservatorio vulcanologico, l'I-Volcan, nell'ambito del PNRA, un programma nazionale di ricerche dell'Enea. Tra le meraviglie allo studio del team, queste grotte naturali formate dalle fumaroli del vulcano che sciolgono il ghiaccio. Da questi camini si riesce a entrare con delle scalette o con delle corde e si riescono a percorrere queste grotte che sono degli ambienti molto particolari. 2 volte a settimana i ricercatori si sono collegati con le scuole per rispondere alle tante curiosità degli studenti su questo mondo di ghiacci. Bellissimo, complimenti ai nostri ricercatori e vulcanologi. Adesso facciamo una pausa al solito e poi il calcio con il Catania che andrà in ritiro in Calabria e che pensa ai rinforzi di mercato. State con noi, vi aspettiamo. Calcio, il Catania riprende oggi gli allenamenti per andare poi in ritiro in Calabria. 0 punti nelle prime 2 partite del 2025. Per salvare la stagione bisogna operare bene sul mercato. I primi interventi potrebbero essere in porta e in difesa. Marco Carli. Il Catania partirà per il ritiro calabrese con 0 punti nel 2025, una crisi strisciante che ha radici lontane. Dopo un avvio di torneo positivo di una squadra che soprattutto in chiave difensiva rappresentava una sicurezza, da fine ottobre sconfitta interna con Latina, il crollo con alcuni sporadici picchi positivi, ma anche il calo repentino di qualche giocatore, prestazioni completamente diverse rispetto alle prime partite. Guglielmotti per esempio, che aveva impressionato e che non sembra più lo stesso. Verna che era diventato un inamovibile, ora fatica. Solo
Solo per fare 2 esempi, ma ce ne sono altri, la conseguenza, anche alla luce delle dichiarazioni post-Benevento, è che Toscano sembra avere ormai, tra infortuni e panchinari che cambiano, ma in negativo, la partita, pochi giocatori su cui contare. Ecco dunque le richieste di intervento immediato. In porta si parla da giorni di Dini, in difesa Masi dell'Atalanta, Under 23 e Bertoncini del Novara sembrano aver sopravanzato la Ezza e Matino, a centrocampo circola sempre il nome di Garetto, ma si deve trattare con Rimini, e poi c'è l'attacco, serve una spalla per Inglese dopo che D'Andrea non ha capitalizzato le chance, ma il discorso è comunque sempre legato alle uscite. Monaco, dopo l'ufficializzazione di Roma come DS a Messina, potrebbe riavvicinarsi ai giallorossi, Luperini a mercato, così come Guglielmotti e Lunetta. Rapisarda non interessa al Campobasso, su Chirico c'è la Ternana, ma come per tanti rossazzurri resta il nodo ingaggio. Anche Verne in uscita, il centrocampista, alcune squadre che hanno bussato alla porta del Catania, così come D'Andrea, che potrebbe anche far ritorno al Cerignola. E noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.